L'attentato di Magdeburgo in Germania ricorda molto gli attentati accaduti in Italia negli anni 60, 70 e 80 durante il periodo della strategia della tensione. Un certo potere ha necessità di impedire un cambiamento sociale e politico, diffondendo il terrore tra la popolazione per rinsaldare il proprio comando. Un uomo di 50 anni a Magdeburgo si è lanciato a velocità impazzita con un'auto nei confronti della folla presente tra le strade del mercatino di Magdeburgo, il mercatino natalizio. Il bilancio provvisorio è di 5 morti, tra cui un bambino, e 41 feriti. L'uomo arrestato, l'uomo fermato, è un cinquantenne di origini saudite medico. È risultato positivo al test antidroga, non risultava tra la lista di persone pericolose per il fondamentalismo islamico. Credo che questo attentato possa benissimo iscriversi, no, in una strategia della tensione nuova che molto probabilmente determinati poteri profondi vogliono creare in Germania e in altri paesi chiave europei, chiaramente. Speriamo che chiaramente questo non accada e non si realizzi. Serve molta consapevolezza da parte della popolazione per fare in modo, no, che non si ripiombi in una stagione terribile come quella conosciuta già in Italia negli anni 60, 70 e 80. Capolinea è l'ultima fermata della libera informazione.